Bene, do il benvenuto a tutti, esprimo il mio personale ringraziamento a Jesus Gomez e a quanti l'hanno sostenuta per aver organizzato questo momento e presentato, con l'orchestra Camerata di Roche un'iniziativa di grandissima valenza culturale e di straordinario valore sociale. Infatti la Camerata Roche è un progetto di natura culturale e sociale che promuove l'educazione musicale e artistica di giovani con particolare riguardo a quanti provengono da contesti socio-economici svantaggiati. Attraverso questo percorso Roche propone di trasformare la vita di giovani offrendo un ambiente stimolante, sicuro, in cui i ragazzi possono trovare occasioni e possibilità di espressione della loro identità. Grazie a loro, nei prossimi giorni in Veneto potremo celebrare degnamente i 150 anni della grande emigrazione in cui viene fissata idealmente nei primi mesi del 1874, quando il 3 gennaio partì da Genova il vascello Sofia con 388 emigranti veneto-trentini che sbarcarono il 17 febbraio nel porto di Vitoria, nello stato di Spirito Santo. Iniziò così una storia straordinaria. Oggi gli italo-discendenti in Brasile si stimano attualmente attorno ai 30 milioni, di cui 12 milioni di origine veneta. Nel giugno del 2008, con la legge numero 11.687, firmata dal vicepresidente della Repubblica Federale del Brasile, José de Alencar, venne istituito il Dia Nacional do Imigrante Italiano, che ogni anno si celebra il 21 febbraio, riconoscendo così l'importanza e il ruolo dei nostri emigranti che, con il loro lavoro, il loro sacrificio, hanno fatto di questa terra una delle nazioni più importanti del mondo. Grazie all'Orchestra Camerata Roche e a Jesus Gomes, che nei giorni scorsi hanno avuto anche l'onore, scusatemi, di incontrare Papa Francesco a Roma, chissà cosa si sono detti, oggi possiamo onorare questi nostri veneti e tutti gli italiani che hanno contribuito alle sorti di città come San Paolo, stati come Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Panará, Santa Catarina, autentici motori attuali dell'economia oro-verde. In queste terre si parla ancora il italiano, come si chiama la lingua veneto-brasiliana, dichiarato parte del patrimonio culturale del Brasile. Lingua e referenza culturale brasiliana. Secondo la stima divulgata in questa occasione, il veneto brasiliano sarebbe parlato ancora circa da 500.000 di persone in 133 città brasiliane. I concerti della Camerata Roche dunque sono l'occasione anche per noi per ricordare quanto accadde a partire dal 1874. Allora, da pochi anni il Veneto era stato annesso al Regno d'Italia ed era stato investito da una crisi devastante, costretti dalla fame, dalla miseria, con scarsissime prospettive e condizioni di vita, colpiti da una tassazione iniqua che investì i ceti più umili italiani con la tassa sul macinato. Milioni di veneti accolsero l'invito delle autorità brasiliane di stabilirsi dall'altra parte dell'oceano. Come ricorda una bellissima canzone dell'emigrante, fondarono paesi e città, pur attraverso 1000 sacrifici e momenti di grande difficoltà e dolore. Ringrazio ancora Jesus Gomes e i suoi collaboratori, ringrazio la Camerata Roche con loro anche le autorità diplomatiche brasiliane che in quest'anno hanno sostenuto decine e decine di iniziative per onorare una grande pagina della nostra comune storia, che oggi più che mai ci affratella. Non tutti sanno che nella bandiera nazionale brasiliana a oro verde il cerchio blu posto al centro riproduce il cielo sopra Rio de Janeiro alle 8:30 del mattino del 15 novembre 1889, data di nascita della Repubblica Brasiliana. Le 27 stelle rappresentano gli attuali stati brasiliani e il Distretto federale, simboleggiato dalla Polaris Australis, che per la sua posizione vicino al polo sud celeste è visibile in tutto il Brasile. Al centro campeggia il motto Ordem e Progresso, Ordine e Progresso, scritto sulla fascia che attraversa il globo, motto ispirato a quello del positivismo di Auguste Comte,
L'amore come principio e l'ordine come base, il progresso è lo scopo. I nostri veneti hanno contribuito a dare concretezza e a questo motto che oggi noi rilanciamo, unendolo a quanto sta scritto nella bandiera della nostra regione, Pax Tibi, perché non può esistere progresso senza l'ordine della pace. Così, unendo idealmente le nostre due bandiere, ricordando ai nostri emigranti la nostra storia e guardando ai giovani del progetto di Camerata Rosciativa a cui appartiene il futuro, noi ribadiamo nel ricordo dei nostri emigranti il valore della pace, dell'ordine e l'obiettivo del progresso per l'intera umanità. Grazie ancora per questa bellissima esperienza che sta trovando appunto in tante istituzioni, in particolar modo devo dire veronesi, questa sensibilità per ricordare degnamente questi 150 anni che hanno visto partire persone dal nostro territorio, ma che hanno contribuito a fare grande il Brasile di oggi. Grazie ancora e buon lavoro. Lascio la conduzione a Jesus Gomes con la giornata di oggi. Benissimo. Jesus... Certo che sì, però è tanto lungo, ragazza. Fa sommario. È riassunto. Sì. Allora io pedi ele para traduzir o che ele... Ma ti congedo perché so che sei impegnato. Lui torna. Ritorno fra un attimo, grazie. È una riunione e ritorna. L'ho detto che eu falei para ele que eu ia traduzir o que ele falou. Ele falou assim, ó, você viu tanto que era, né? Você tem que apertar. Praticamente o que ele disse, ele contou a história e agradeceu ao projeto Rocha Ativa por existir e por dar tudo aquilo que são os valores da Rocha Ativa, que eu escutei nesses dias, que foi incrível. E foi um aprendizado para todos nós, porque aqui eu vou falar, depois eu vou traduzir em português, porque ele estava falando também da nossa bandeira brasileira. Ele disse o que significa a nossa bandeira, esse círculo azul com as estrelas do Rio de Janeiro. Então, foi feito, e queria lembrar que foi feito às 8h30 da manhã, lembrando esse legame que tem entre o país nosso, que é o Brasil, e entre o Vêneto. Lembrou também o sofrimento dos nossos vênetos que foram para o Brasil, porque eles não chegaram lá prontos, eles fizeram acontecer. Para mim, pessoalmente, foi o que aconteceu com a Camerata Rocha Ativa. Foi um percurso mesmo que fizeram os nossos vênetos e fizemos acontecer. Quando ele falou do Papa, ele falou, eu sei que vocês encontraram o Papa. Aí ele falou assim, que sabe o que ela falou para ele? A hora que ele voltar, eu vou falar, não foi eu que falei, foi os meninos que falaram, porque na orelha do Papa eu só pedi tempo para os meninos poderem cantar para ele. Li ho spiegati praticamente quando Ciambetti ha detto non so cosa ha detto all'orecchio del Papa, e io semplicemente ho detto non ho detto niente, semplicemente al Papa io ho detto che questi ragazzi volevano fargli una canzone. Allora io farei così, perché così al tempo che Ciambetti torna, perché penso che è una conferenza importante, ritornerà in modo che li possiamo onorare. Io chiamerei qua il sindaco di Bovolone, e capirete il perché il legame con lo Spirito Santo, il sindaco Orfeo, in modo che possiamo spiegare anche ai nostri amici brasiliani, sindaco. Va piano, se va veloce io dirò quello che voglio io. Ho detto, se lì parla rapido vou falar o che io quero, perché traduco più con calma. Bene. Allora, più che altro vorrei parlare di Ferrasso, sì. Di dove è nata, perché i nostri imprenditori sono lì. È nata nella cena che mi hanno invitato. Perfetto, buongiorno a tutti. Sì, siamo onorati di essere qua oggi nella nostra regione Veneto, che sappiamo quanto è il legame e la fratellanza che c'è con il Brasile e con lo Spirito Santo. Tutto nasce grazie a Jesus. No, grazie a loro. Sì, grazie a tutti voi, perché l'anno scorso presso Marmomac il presidente Zaia, nell'intervista con il vice governatore del Spirito Santo Ferrasso, Riccardo Ferrasso, e nel raccontare la sua storia, che le sue origini arrivano dall'Italia, dal Veneto, da Verona, e poi ecco che arriva la chicca da Bovolone, quindi nel mio paese. Ele está falando que tudo nasceu porque eu falei que não é merecimento meu. Eu não sabia que o Ferraço era da cidade dele, de Bovolone.
no jantar do ano passado, do Marmomaca, quando o Ferraço declarou que era de Bovolone, eu falei, como é possível? O Espírito Santo tem em Bovolone um pedaço? Espera aí que eu vou ligar para o prefeito. Acho que era quanto tarde era? Meia-noite, più o meno? Sì. Era meia-noite, eu escrevi para ele, eu achei um brasileiro que vem daí. Ele falou, você traz aqui amanhã, mas eu não tinha dito nada. Então, todo esse conhecer o Espírito Santo nasceu naquele dia, quando eu disse isso para o prefeito de Bovolone, que é essa cidade que a gente tocou ontem. Se vuoi raccontargli il percorso che stiamo facendo. Sì, allora per concludere quel periodo là, Jesus mi chiama e tarda sera, mi dice guarda che abbiamo saputo che Riccardo, il nonno di Riccardo è partito da Bovolone, quindi lì grazie anche dall'interesse del mio assessore De Santis Emanuele, che poi ha preso contatto con Jesus, è venuto a Bovolone, ci siamo presentati e da lì è iniziato questo bellissimo percorso di amicizia, di fratellanza con il Brasile e la volontà di farlo cittadino onorario di Bovolone, quindi italiano a Bovolone, e anche questa fratellanza tra i due comuni. E è venuto a trovarmi, gli ho donato le bandiere del mio ufficio, le mie bandiere personali, quindi si è emozionato, si è messo a piangere. Ele fez o Ferraço chorar, porque foi tudo muito rápido quando aconteceu. Ele falou tudo para o De Santis está lá atrás, levanta, alça-te que te vedono. Sì. De Santis lui, é o assessor à cultura, que me ligou e falou assim, não, a gente vai fazer algo. Traz o Ferraço aqui cedo. Normalmente, é formal dar de presente a bandeira da cidade, só que não assim tão rápido. Só que o prefeito sabe que eu sou bem rápido. Ele olhou para trás, viu as bandeiras dele lá que estavam, espera aí, tirou as bandeiras, entregou no Ferraço, e foi nesse momento que o Ferraço começou a se emocionar. Começou a ver um pouquinho daquela alma do Vêneto, que também é a alma brasileira. É isso que te acumula, essa comunhão de irmandade, de fratelança que tem entre os dois países, mesmo que temos uma fronteira enorme do ponto di vista di barreiras culturais. Sì, ecco, e da lì abbiamo continuato questa ricerca grazie a Jesus, grazie a noi, i nostri registri storici, dove conferma che il nonno di Riccardo sono partiti veramente da Bovolone. E da lì adesso stiamo concludendo questo percorso. E tra l'altro mi hai raccontato, ma mi ha raccontato anche in auto, che il papà di Riccardo è candidato in una delle città più importanti dello Spirito Santo come sindaco, quindi tra l'altro una città che produce tanto marmo, che anche questo collegamento con il Veneto. Non puoi allargarti, perché poi se ti faccio lo spoiler, come fa a sapere? Ele está tentando eu falar antes, eu não falei para ele, não vou te falar agora, vou te falar depois. Ele estava falando um percurso que a gente fez para poder chegar até a cidadania honorária, porque é verdade, eu falei, o Ferraço é de lá, ele tem que saber se é de lá. Ele fez uma procura nos arquivos históricos da cidade, mexeu com o padre, a polícia, com todo mundo. Quando chegou no ponto que os documentos eram realmente aqueles, estamos seguindo com o dossiê que estamos fazendo já tem quase um ano, e esse ano, com a conclusão dos 150 anos de imigração italiana no Brasil, vamos terminar esse percurso, e ele vai dar a cidadania honorária para o Ricardo Ferraço de Bovolone. Ele viajou com a Araciene no carro, e a Araciene disse a ele que o pai do Ferraço é candidato da maior cidade onde tem a pedra. Eu falei assim, eu não falo, não, vou falar depois, né? Porque quando a gente falar da pedra, a gente vai falar de onde vem. Com calma. É un'altra cosa che volevo che raccontassi, perché tu rispetto a Villafranca e a Marchesini sei fortunato. Cos'è successo ieri sera? Ecco. Cos'è successo con la Camerata Rocha Attiva? Li traduco anche in portuguese. Eu pedi para ele contar o que aconteceu ontem à noite na cidade dele, porque a respeito dos dois representantes, ontem à noite a Camerata se apresentou na cidade dele e ele nos recebeu no palco da cidade. Eu queria que ele contasse quais foram as emoções e o que aconteceu. Ecco, volevo arrivare lì, ringraziare i ragazzi della Camerata, il maestro, il nostro tenore, perché ieri sera abbiamo avuto l'onore di ascoltarli nel nostro auditorium comunale e veramente la pelle d'oca, come abbiamo detto, perché emozionati sentire questi, ho detto ieri sera, 10 strumenti, sembrava un'orchestra da 40 persone. Devo tradurre, se non mi dimentico e dirò quello che voglio io.
Ele está dizendo que ontem, quando viram os meninos da Camerata Rocha Chiva tocar, foi muito emocionante, porque ele viu 10 jovens tocar instrumentos que o som, que o que recebeu, pareciam que era uma orquestra de 40 pessoas, pelos sons pelo trabalho, pela qualidade artística dos jovens. Ele agradeceu o maestro da Camerata, o tenor da Camerata, porque foi essa simbiose que trouxe essa emoção para ele, que foi uma emoção de arrepiar. Sì, e poi sentirli cantare le nostre canzoni storiche che sentivamo dalle nostre nonne, quindi canzoni che ci hanno accompagnato quando eravamo bambini e proprio puramente anche con il nostro accento, il nostro dialetto, le nostre canzoni. La lingua, esatto. E também o que mais emocionou ele foi ouvir cantando aquelas canções que ele lembrava de quando ele era pequeno, que o avô dele cantava, que a avó dele cantava para ele, que lembrava. Ele ouviu com aquele acento, ele disse dialeto, eu corrigi ele, porque o nosso não é um dialeto, é uma língua. Existe uma lei que saiu do Conselho Regional do Vêneto e nós temos que ser orgulhosos. Eu sei que eles são, mas os vênetos têm que se acostumar a saber que falam uma língua. Isso é importante para nós brasileiros, principalmente para o estado do Espírito Santo, porque eu não sabia que o Espírito Santo era a primeira região do Brasil onde os italianos chegaram. E quando eu cheguei lá, o efeito foi enorme, não só pelo setor, mas pelo valor cultural que vocês têm. Na cidade de Santa Teresa, que é a primeira cidade italiana, as pessoas acreditam que elas estão falando trentino. Na verdade, elas estão falando vêneto. São pessoas mais velhas e, se elas morrerem com aquele dialeto que chamam dialeto, nós aqui perdemos muito. Le sto dicendo che praticamente loro hanno qualcosa di molto prezioso, perché io, ad esempio, come brasiliana, non sapevo che nello Spirito Santo la città di Santa Teresa era la prima città italiana che c'era in Brasile, perché avevo sempre pensato a Rio Grande do Sul. Invece la legge nazionale che c'è è che lì, nella città di Santa Teresa, dove ci sono tanti discendenti di trentini e veneti, le signore di 90-80 anni che mi parlano e dice io mica sto parlando trentino con te, e dici guarda che questo non è trentino, è veneto. E dunque questo mescolio delle due dialetti che sono stati è affascinante. Io vi invito a visitare lo Spirito Santo agli italiani che ci stanno ascoltando, perché è qualcosa che ci dà stupore. Ecco, e come sono entrato proprio per fare i complimenti ai ragazzi della Camerata, parlando con i colleghi, gli ho detto che adesso andranno anche nei loro comuni, gli ho detto veramente come sono arrivato, tanta roba e tanta qualità, e vedere nei suoi occhi questa passione e vivere questo momento in Italia vuol dire trasmettere questo senso di fratellanza. Ele disse que sentado do lado dos dois prefeitos, dos dois colegas deles, porque os meninos ainda não foram tocar nas duas cidades, ele disse, tenha muita atenção, porque a emoção que dá não é aquela que você espera. Então ele contou de novo aquela emoção, por isso ele está rebatendo no ponto da parte artistica. Ecco, tutto questo grazie a te, Jesus, quindi grazie di cuore, e la grande collaborazione che avete voi e la volontà di toccare con mano, questa è la nostra nazione, la nostra Italia, però tutto questo grazie anche al gioco di squadra, come ho detto, anche grazie all'assessore che si è impegnato, ma il gruppo scout che sappiamo che hanno accolto come una famiglia i vostri e i tuoi ragazzi. Ele me agradeceu porque ainda não chegou a vez ainda para ele ver realmente que o agradecimento é coletivo, porque se tudo acontece com a coletividade. Mas ele quis agradecer por ser essa ponte. Ontem, inclusive, ele disse por ser essa ponte com o Brasil, né? O fato, eu tenho muito orgulho quando um italiano fala bem do Brasil, porque isso faz bem a mim também. Então, o jeito que ele agradece é isso que me orgulha. E por isso que eu aceitei essa sfida, esse desafio. Loro stanno insegnando in portoghese perché non me lo ricordo. Esse desafio, porque eu sei exatamente o valor que vocês têm, que podem dar a eles. Eu não tinha a mínima dúvida. E se que tivesse fazer outra 10 mil vezes, eu faria 10 mil vezes, porque o que a gente deixou aqui como brasileiros foi algo incrível. Volevo dire al sindaco e agli altri sindaci che fu veramente, io li ho seguiti da vicini, siamo arrivati dal Papa, noi siamo arrivati al palco dell'ambasciata del Brasile, ma da sola
io ci andrei da sola. Ci ha voluto una collettività, erano tutti loro insieme, pensando che sono giovani, che è la prima volta che vanno all'estero, è la prima volta che uscivano di là, un progetto che hanno avuto una full immersion, dunque pensate alla pressione generale di tutto quello che c'era intorno a loro e la sera era come se non ci fosse nessuna pressione, salivano sul palco e davano il meglio di sé. Il meglio di sé con ciò che avevano. Io personalmente, che ho seguito ogni centimetro, ogni passo di questi ragazzi, io tradurrei tutto questo in hanno fatto un miracolo, perché ieri ci ha fatto piangere. Eu estava lembrando os prefeitos que eu segui eles de perto. Eu vi o que foi feito para chegar no Papa, eu vi o que eles fizeram para chegar no palco da embaixada, eu vi o que eles fizeram para chegar no palco da cidade. E também a primeira experiência exterior desses jovens. E essa experiência eles fizeram com muita garra, porque mesmo com a pressão dessa agenda assim tão forte, eles sentavam no palco, era como se nada fosse. Eles foram realmente verdadeiros artistas. Quando eles subiam no palco, quem os escutou não soube de nada, porque que eles deram foram muito. Sì, quindi grazie ragazzi della Camerata, grazie al maestro tenore e tutti, grazie a tutti voi per Prego. questo amore che avete e portate avanti e trasmettete. Ecco, se due parole dici tu degli scout, come si Ben sono certo, trovati i arriverà anche lì, che ragazzi? adesso raccontiamo Rocha Attiva e arriviamo lì, Sindaco, arriverò a salutarli. Intanto li ho presi. Io chiamerei qua invece, Sì. per rendervi idea all'italiano di cos'è Rocha Attiva, no? Perché abbiamo fatto un'infarinatura veloce, però c'è il cuore. Sì, eu estou explicando para eles quem eu vou chamar aqui agora. Vai ser português e devagar. Se não for devagar, eu vou falar o que eu quero, a mesma coisa. E lui ha detto in portoghese, ho detto sì, adesso tocca il portoghese, però per voi vale la stessa regola. Se non fate piano io dirò quello che voglio io. Io chiamerei il presidente di Rocha Attiva, che oggi è qua rappresentando Rocha Attiva, e vi racconterà come è strutturato e che cos'è. Depois o presidente vai voltar e a gente vai poder fazer para eles os presentes. Hoje a gente está contando, porque está indo em conferência, os jornalistas estão escrevendo, então vamos contar. Eu queria que o Eutemar visse contar a Rocha Attiva. Presidente, devagar, porque senão o negócio fica feio para mim. Eu falo mineiro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o acolhimento que a Camerata teve lá no Vaticano, agradecer o acolhimento que teve na Embaixada Brasileira em Roma e agradecer também o acolhimento de toda a região do Vêneto. In primo posto lui voleva ringraziare tutto quello che è stato il modo in cui la Camerata è stata ricevuta nell'ambasciata, nel Vaticano e nel paese che l'ha accolto. Non è perché è stato a Bovolone, per lui Bovolone era la prima tappa, ma lui voleva ringraziare il Veneto e i veneti. A Rocha Attiva é uma associação que foi criada pelo setor de rochas ornamentais desde o ano de 2007. E ela vem trabalhando ao longo desse período nos projetos sociais. Nós temos projetos de Rio Gidson. La Rocha Attiva è stata creata 18 anni fa, praticamente creata è il braccio sociale del settore del marmo. Quando il brasiliano dice rocha, è quello che l'italiano dice marmo. Non è la roccia che pensiamo noi come roccia. Quando pensate in roccia è marmo, tutte quelle pietre meravigliose, quel colore. È da lì che nasce, perché io so che roccia da noi è ancora un altro tipo di pietra. Però c'è un dettaglio. Eutemar ha detto rochas naturais, che significa che è la natura che ci ha dato. E lui diceva che il settore, cioè gli imprenditori privati 18 anni fa hanno deciso di creare Rocha Attiva per dare alle famiglie dove c'erano le zone, le famiglie più fragilizzate, un'opportunità sulla cultura, sullo sport, sulla sanità. Sullo sport c'è Jiu-Jitsu, Sim, nós Jiu-Jitsu, temos Jiu-Jitsu, Capoarte, Capoarte, balé, ballet. o projeto de musicalização e a Camerata.
Ecco, questo è importante. Jiu-Jitsu, ballet e il progetto di camerizzazioni, che è quello che vedete oggi, Camerata Rocha Attiva, perché questo è un progetto Camerata che non è collegato al progetto di musicalizzazione, e capiremo perché piano piano che racconterà. Pode continuar. Nós temos também os projetos de psicológico e de trailer odontológico. Hanno anche un progetto dal punto di vista di salute psicologico e odontologico, vuol dire che tutte quelle famiglie che usufruiscono del loro progetto possono utilizzare la parte della psicologica e odontologica, vuol dire il dentista molto disponibile, insomma. Isso. Também desde a época da pandemia, onde as nossas atividades tiveram que ser paralisadas, nós começamos a fazer a distribuição de cestas básicas. Foram mais de 10 mil cestas básicas, mais de 200 toneladas, e esse trabalho a gente vem fazendo ainda, a Rocha Attiva continua fazendo para as famílias que têm carências, que precisam desse atendimento. E da quando è sorta la pandemia, loro hanno aperto un altro progetto, perché il loro obiettivo, il loro cuore è essere con la gente, e di conseguenza il problema della gente diventa un problema loro. Con la pandemia loro hanno iniziato a fare quello che in Brasile si chiama cesta basica, che è un cesto dove dentro c'è una sorta di quello che basta per mangiare il mese, e loro dalla pandemia in là non hanno più smesso, hanno distribuito più di 10.000, mais di 10.000 cestas básicas, sì. Più di 10.000 ceste basiche, e non è che la pandemia è passata e si sono fermati. La pandemia è passata, ma loro hanno scoperto una nuova opportunità di aiutare. Faccio un preambolo perché ho fatto ieri per il sindaco di Bovolone. In Brasile la scuola è diverso che da noi. Un ragazzo va a scuola alle 7 del mattino e va via a mezzogiorno, e di conseguenza dopo arriva alle 1 e va via alle 6. Vuol dire che sono 2 turni. Quel turno vuoto, Rocha Attiva interviene regalando questi tipi di cose che vi abbiamo elencato, cioè nel senso che la lezione di jiu-jitsu quando uno vuole jiu-jitsu, la lezione di ballet se un ragazzo vuole ballet, in un ambiente protetto, perché hanno quella mission di creare cittadini. E dentro desses projetos, hoje, nós atendemos mais de 1.800 crianças que estão no projeto ativamente nas escolas municipais e estaduais, com atendimento diariamente. E dentro tutti quei progetti che vi ha detto oggi, loro rispondono a più di 1.800 famiglie in tutte le scuole pubbliche della regione che usufruiscono dei loro servizi. E eu gostaria de agradecer também que todos esses projetos são feitos graças à participação dos empresários, dos padrinhos, dos embaixadores, dos mantenedores, que vêm dando esse apoio para a Rocha Attiva. Inclusive tem até empresas italianas que nos ajudam também. E il ringraziamento suo è speciale perché ha fatto col sorriso alla fine, perché praticamente lui voleva ringraziare tutto il settore, i padrini, perché sono impresari, quelli che collaborano anche economicamente. No? La Rocha Attiva è l'esempio di come le tasse possono essere utilizzate bene, perché l'imprenditore utilizza quella parte delle tasse, dei contributi che il governo gli dice utilizza, e dici noi li utilizziamo con Rocha Attiva. E lui ha detto ringraziamo il settore, l'imprenditore, soprattutto aziende italiane che ci danno una mano e partecipano con Rocha Attiva. E todo ano, na sexta-feira que antecede a nossa feira de cachoeiro de Itapimirim, a Cachoeiro Stone Fair, nós fazemos um jantar para mais de 1.000 pessoas, e todo o recurso é para tocar os projetos, e eles estão convidados, caso tenham uma oportunidade, para estar nos visitando, participar do jantar e conhecer os projetos sociais conosco. Io non traduco perché vi ho fatto nel video, e se lo faccio io avrò problemi. Allora, lui ha detto che tutti gli anni, quando fanno la fiera Cachoeiro di Itapimirim, che è la città che ha detto prima Orfeo, prima della fiera loro fanno una cena di beneficenza. È una cena dove si mettono tutti insieme, approfittano del fatto che c'è la fiera e oltre 1.000 persone. Questo posso parlare a ragion veduta perché io sono andata quest'anno, è una cosa incredibile. Pensate, una cena con 1.000 persone del settore, che questa cena di beneficenza, tutti i soldi raccolti va all'associazione. E lui ha detto che
e gli italiani che ci seguono, che ci ascoltano, possono venire poi sono invitati. E io ho detto che praticamente no, perché non vi acompanho. Eu falei para eles que eu não ia traduzir, porque se eles quisessem eu ia ter que levar eles. Então eu falei que eu não vou. Mas eu traduzi para eles. Eutemar, eu gostaria que você, por favor, explicasse um pouquinho o projeto Camerata, né, que é o coração musical que está aqui. Como nasceu e tudo mais. O projeto Camerata, ele busca trazer uma oportunidade para os jovens que já estudaram, que já chegaram em um nível mais avançado do estudo da música, e com isso eles vão desenvolvendo mais para poder ter uma oportunidade na vida deles, né? E esse momento, né, gostaria de agradecer a todos que nos receberam aqui, né, desde a Embaixada, no Vaticano, na região do Vêneto, que é uma oportunidade para eles estarem desenvolvendo, mostrando trabalhos deles e desenvolvendo mais ainda o projeto da Camerata Jovem, que isso possa estar criando uma oportunidade, né, para a vida deles. Agradecer a todos que estão acompanhando também, dando todo esse apoio, a Jesus, a Araciene, a Gislane, enfim, Narli, todos vocês aqui. Só gratidão, muito obrigado a todos. E voleva un ringraziamento, gratitudine proprio, perché lui non ha detto grazie, lui ha detto gratitudine, è diverso di grazie. E la sua gratitudine è verso tutti quelli che hanno fatto succedere questi ragazzi della Camerata. Sono ragazzi che hanno anche loro avuto l'opportunità di presentarsi dove si sono presentati, un'opportunità grande anche per loro a livello artistico. Questi ragazzi quando tornano a casa hanno poi gruppi da bambini da musicalizzare, questi sono professionisti, ragazzi che hanno sposato la musica e insomma Orfeo, con noi ai sindaci di fianco li faremo vedere il video, Orfeo, non preoccuparti, perché ho chiamato Orfeo perché mi ha risposto per primo a mezzanotte quando suona. Eu falei para ele que eu chamei o Orfeu primeiro porque ele respondeu o telefone meia-noite. Falei com o telefone tocou, responde. Ele vai ter a oportunidade de ver o vídeo. Eu também precisei que você não disse obrigado. Você disse gratidão, que é um significado muito, muito grande. E eu queria pedir a Paola para ficar de pé. Ela que é a nossa superintendente, que toca, né, que fica à frente de todos os projetos nossos da Rocha Ativa. Puoi metterti qua di fianco. Lui l'ha chiamata perché lei è quella che... Lui è il presidente dell'associazione. Poi hanno un direttivo che fanno le votazioni. Ma io rispondo, ma è lei che fica con i perrenghi. È lei poi che gestisce tutto e fa succedere. Perciò lui l'ha chiamata per dire che fa succedere tutto quello che possiamo vedere, ma non solo nella musica, ma in tutte le altre attività che Rocha Ativa fa. Muito obrigado a todos. Grazie. Adesso, Orfeo, ci stiamo arrivando. Vedi, io sono brasiliana quando serve, piano piano. Adesso io vi chiamerò una persona che vi dirà che cos'è il mondo del marmo in Brasile. Io adesso vi chiamerò una persona, io agora vou chamar uma pessoa que vai explicar para ele o que é o mundo das pedras no Brasil. Ele vai falar o que ele faz, qual que é a função dele no projeto. Ele já sabe que se ele não falar devagar eu vou falar o que eu quero também. Ele já está vacinado. Io l'ho detto che lui è già vaccinato sul fatto che io dico quello che voglio se lui non parla piano. Abbiamo già la simbiosi. Thales Machado. Ok, grazie. Se falar mais perto do microfone, pode trazer ele para perto, que ela não ouviu. Pode trazer para perto, até eu posso mexer. Vamos ver. Bom dia a todos, para ver se funciona. É bom dia ou boa tarde? Não sei, eu não dormi ainda. Bom dia a todos. Tá saindo? Tá saindo? Bom, Centro Rochas é a nossa entidade que concentra... Para explicar para eles que se vocês ir muito rápido, ele é o presidente do Centro Rochas, Thales Machado. E adesso partirà dicendovi che cos'è il Centro Rochas. Agora. Isso. O Espírito Santo
concentra 85% das exportações do Brasil. Lo Spirito Santo, l'Estato che vi abbiamo detto, concentra 85% di tutte le importazioni di marmo del Brasile. Ghetto capiu quanto grande il Brasile, l'Italia ci sta 28 volte dentro. Não se preocupe, eu vou te dizer o que eu disse para ele. Eu só falei, só vocês pensarem quanto grande é o Brasil. A Itália cabe 28 vezes dentro e vocês têm 85% do que exporta lá. E no Espírito Santo temos em torno de 1.600 empresas. E solo nello Stato dello Spirito Santo loro hanno in circa 1.800 aziende. Mas que exportam em torno de 500. Solo che la parte di esportazioni di queste aziende sono solo 500 da queste 1.600. Una grande opportunidade. Un'opportunità, podemos pegar mais 600 para exportar. O Centro Rocha tem 120 associados e 200 e poucos apoiados. Porque tem o que é associado e tem aquele que a gente apoia nas feiras, tu ainda não é associado ainda, mas... Si divide così, loro hanno gli associati e quelli che loro appoggiano, perché a volte, lo sapete, la fatica che andare all'estero. E lui dice che il Centro Rochas ha 100 e quanti associati? 100 quantos? 120 associados e apoiados quantos? 200. E 200 apoiados. Vuol dire che quando girano il mondo, anche quelli che non sono soci hanno il suo turno, perché loro li accompagnano in questo percorso per arrivare alle esportazioni. Bom, para nós é muito gratificante ter a oportunidade de participar desse evento, desse momento que a gente está participando aqui em relação aos 150 anos da imigração italiana. O Espírito Santo, 70% da popolação tem ascendência de italianos. Per loro è emozionante, gratificante questo momento che stiamo condividendo, perché nello Spirito Santo hanno circa 70% dell'emigrazione italiana. A Marmomac está entre as 3 maiores feiras de rochas, né, do mundo. Itália, China, Estados Unidos. Porém, a Marmomac é a nossa oportunidade de conectar com todo mundo. Ci sono 3 fiere importanti nel mondo per quanto riguarda il mondo del marmo. Italia, Cina e Stati Uniti. Solo che Marmomac è ancora più importante perché gli dà l'opportunità di legare col mondo. Da qua arrivano l'Europa. A Itália é o nosso terceiro maior parceiro comercial e a Marmomac é proprietária da nossa feira no Brasil, que tem ano que vem São Paulo, que vai ter o lançamento quarta na feira, né? E Cachoeiro, como o presidente falou. Sono 2 feiras por anno. È ben interessante perché per me come brasiliana non è che ascolto, non sto traducendo sempre, però dal sorriso io capisco quando unisce il Brasile e l'Italia. E lui dice che il Marmomac per loro è la fiera molto importante perché l'Italia è socia. Per quelli che ci seguono, Verona Fiera possiede metà della fiera del Brasile. Si sono unite. Oggi le fiere del marmo che si fa in Brasile, metà è italiana perché è di proprietà di Verona Fiera. O Brasil ele é o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador. Il Brasile è il 4º più grande produttore mondiale e il 4º produttore è il 5º più grande esportatore del mondo. É o país, certamente, que tem a maior diversidade geológica, com 1.200 materiais differenti. È il paese che ha la più grande diversità geologica di pietra. Noi possediamo oltre 1.200 tipi di pietre del mondo. Prendiamo tutti i paesi e noi abbiamo la più grande diversità.
Ano passado, nós fechamos com 1 bilhão e 200 milhões de dólares, né, de exportação. L'anno scorso hanno chiuso con 1.200.000 dollari di esportazioni. Si parla in dollari anche lì. O maior parceiro é os Estados Unidos. I più grandi parti, non traduco. Vai entender por quê. Ah, ok, mi ha convinto. Lui ha detto che il più grande partner è gli Stati Uniti, ha ferito il mio orgoglio. Io le ho detto non traduco. E lui ha detto tradusci e vou te explicar por quê. No, ele está falando ainda por pouco, se espera. Ele falou, vou te explicar por quê. Te spiegherò perché. O maior é Estados Unidos, o segundo China e o terceiro Itália. Stati Uniti, Cina, Italia. Però siamo sul podio. Porém, o Brasil ele é o maior fornecedor de rochas naturais dos Estados Unidos. Solo che il Brasile è il più grande fornitore di rochas naturais degli Stati Uniti. Gli farò la proposta di chiudere i rubinetti e non avranno più pietre gli americani. Eu vou falar para ele fechar a torneira, não vender mais pedra para os americanos. Batute a parte. Como eu falei no início, estou terminando. Ah, tá. Como eu falei Não, mas pode ir com calma. Depois você pergunta alguma coisa. Vai. Como eu falei no início, o Espírito Santo tem 1.600 empresas. Ha detto all'inizio, lo Spirito Santo ha 1.600 aziende. Tem a região norte, Il norte, a região central, que é a capital, la capitale dove c'è Vittoria, e a região sul, que é a nossa região. e a regione del sud, che è la loro, che è dove c'è Cachoeiro. A divisão de região, o norte está perto de onde? Rio de Janeiro? Linhares, Colatina, não, Bahia. Allora, il nord fa divisa con la Bahia E o sul com o Rio de Janeiro. e la parte sud con Rio de Janeiro. 1.600 empresas no Espírito Santo. No sul, tem 1.000. Das 1.600, 1.000 é no sul. 1.600 aziende sono nello Spirito Santo. Le cave di queste 1.600 è as pedreiras, né? É as Não, pedreiras. indústria, pedreira e as empresas correlatas, né, que negociam com... Allora, loro hanno 1.600. Di queste 1.600, 1.000 si trova nel sud, Cachoeiro. Cachoeiro. Não. Sul do estado. Il sud dello Stato. Nel sud dello Stato dello Spirito Santo, di 1.600, 1.000 si trovano lì. E a principal cidade do sul... Vou chegar lá. E lui mi porta piano piano dove voglio arrivare. E la principale città del sud Cachoeiro. è la città di Cachoeiro. Que o Ferraço pai, né, já foi prefeito 4 vezes. Che il Ferrasso padre, che è il padre del vicegovernatore, è già stato sindaco 4 volte. 4. E adesso ci sono le amministrative in Brasile il 6 di ottobre. Ele está hoje com 86 anos. Oggi lui ha 86 anni. 86 anos. Sì, adesso sì. E a última pesquisa, E l'ultima ricerca che fa quando ci sono le amministrative, o Ferraz está em primeiro lugar lui è in primo posto, com 57%. con 57%, O segundo, 13%. distante del secondo che è al 13%, per darvi 2 dati. Para terminar, Per finire, vou botar uma musiquinha do Ferraz. no, non pode. Não pode? O presidente não deixa mais eu vir aqui. É mesmo? Ele manda eu embora, não vai. Então, Convida, Mas o que você quer me convida eles para visitar o Padilhão do Brasil, falando da Pexa. então o nosso stand na feira são 1.000 metros quadrados. Loro hanno lui dice stand, ma è un padiglione, 1.000 metri quadri. 1.700. Allora, in realtà arriviamo a questo per invitarvi, se passate per il Marmo Mac, vedete la faccia di Pavilhão Thales, H, Padiglione H, non dire perché dopo mi scrivono chiedendo. 1.000 metros quadrados, 37 empresas.
Quest'anno hanno portato 37 aziende, il padiglione H. Dunque, quando passate per i padiglioni H che vedete questa azienda, tutte le sue parole li vedete in quelle che sono le esposizioni che hanno portato di questa diciamo, quantità di marmo e di qualità di marmo que ci sono. Eu falei para eles que eles vêm visitar o pavilhão, porque se eles virem, eles vão ver todas essas pedras, a quantidade de diversificação que vão encontrar. A inauguração? 37 empresas, 32 são capixabas. Lui è come i veneti, c'è poco da fare, perché noi veneti ti teniamo a dire cosa facciamo, ed è giusto perché facciamo. Lui ha lo spirito veneto, perché lui dice delle 37 aziende che ci sono, 30 sono capixaba. 32, ho sbagliato di 2. 32 sono capixaba, come per dire delle 37, 32 sono venete, che in realtà sono capixaba. Capixaba è chi arriva dallo Spirito Santo. Mas tem empresa do Ceará, Minas e Rio de Janeiro também. Però non dobbiamo dimenticare che ci sono aziende del Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, convido, né, a conhecer os materiais do Brasil. E na quarta-feira, às 17, não é? Acho que é 17, vai ter o lançamento da Marmomac Brasil, a primeira Marmomac Brasil. Verona Fiera ha messo il marco, prima di quest'anno che faranno il lancio mercoledì, Verona Fiera chiamava la Fiera della Pietra di Vittorio Stonfer. Mercoledì lui vi sta invitando ufficialmente alla parte ufficiale di Verona Fiera, perché verrà lanciato il marchio Marmomac Brasile. Poi è finito e lui vi aspetta, voi, anche i vostri sindaci potete fare WhatsApp, ma non date il mio numero per informazioni. Io volevo chiedere, avete delle domande? Se quiserem perguntar alguma coisa. Sì. Avete delle domande? O horário do Marmomac Brasil è quarta-feira às 17, não é? mercoledì pomeriggio è la 17. presentazione di Marmomac Brasile. Mercoledì pomeriggio. É no final do dia de quarta-feira. È la fine della giornata di mercoledì. Avete altre domande da farli su quello che è stato il mondo del marmo? Curiosità? Sì, la particolarità della pietra, come chiamate voi, di questo marmo che è conosciuto in tutto il mondo, prende proprio i vostri colori. La particolarità, ecco, interpreto la tua domanda perché così riesco a spiegarmi. Ele está falando que quando vê essas pedras, lembra as nossas cores, né? É bem interessante para vocês terem ideia de como o italiano, que não é do setor, pensa sobre as pedras, porque ele vê essas pedras toda colorida, eles pensam que a gente só tem aquilo. Então ele está perguntando que lembra o Brasil. Temos também mármore branco, que pode ser igual ao Carrara e outras coisas. Ele está fazendo essa pergunta, aquela particularidade. Lembra o nosso país? Ou tem mais alguns tipos de pedra? Assim, os materiais mais antigos, mais conhecidos no mundo são os mármores, né? São os mais antigos, né? I più antichi che c'è in Brasile rispetto alle cave non sono quelli colorati come le arare, ma sono proprio il marmo, che a guardarlo, se passate, ricorda il marmo di Carrara. Ricorda, io non sono del settore, perciò chiedo una sottolinea. Depois vieram os granitos. Dopo è arrivato i graniti. Qual a differenza? E agora, mais recente, os quartzitos, que são os materiais mais duros, mais resistentes, e o Brasil é o maior fornecedor do mundo em quartzito. Allora, e dopo è arrivato il quartziti, che sono quelli più... Mineral mais duro. È un minerale più duro, più resistente. Il Brasile è il numero 1 al mondo in quello, ma la cosa bella di tradurre è che hanno fatto un percorso e continuano a fare. Noi non sappiamo cosa abbiamo. E quella è la cosa bella. Perché sappiamo che già abbiamo tanto, ma vi provate a immaginare il percorso che ha raccontato. Eu respondi ele dizendo que nós temos muito, mas ainda não sabemos o que temos, porque o percurso que você disse é já um percurso histórico. Então, só imaginar o que você falou já é grande. Imagina o que a gente não sabe.
todas as feiras que a gente participa, sempre tem lançamento. Tutte le fiere del mondo dove c'è il Brasile, sempre troverete una pietra nuova, perché durante quell'anno trovavano quel blocco di pietra nuova. Risposto? È il Brasile. Altre domande? No. Ok, perfetto. Obrigado, Thales. Agora vamos falar di musica. Non abbiamo portato gli strumenti perché dopo abbiamo un appuntamento al Balbi, però un regalo ve lo posso fare. Abbiamo, diciamo, allenato. Questa è per dire una improvvisazione quasi a cappella. Vi diamo un assaggino, sai il zuccherino? Eu falei para ele que não trouxemos os instrumentos porque para ir para chegar até aqui a logística não foi simples. Mas a gente tem uma suquinha para eles, para não beber o café amargo. Io chiamerei qua il maestro e il tenore che si organizzano per farci questo regalo. Eu falei que eu chamei aqui o maestro e o tenor para se organizar para a gente dar esse presente para eles.